Palla al piede, difficile fermarlo, le sue finte, doppi passi al lato corto dell'area di rigore, entra, va giù, Seferi vicino alla linea, vediamo la decisione dell'arbitro, Seferi entra dentro, sì, è calcio di rigore per la Roma. Parte Seferi. Mancino che spiazza Manuel Opara e il vantaggio della Roma Calcio 8 GSA con il suo capitano che si guadagna il rigore e lo trasforma 0-1 allo Sport City. Stoppa, la mette giù, riesce ad andarsene, viene spinto, l'arbitro non fischia. Oliva, allora ancora contropiede della Roma, Klaus e Seferi di fronte a sé Stufa, lo lascia lì con le finte, Stufa rimonta, palla in fallo laterale, Seferi pericolo costante. Golbet mentre la Roma attacca da destra, indovinate un po' con Seferi, l'1-2 col capitano ancora a presentarsi ai confini dell'area di rigore, ad attrarre su di sé le attenzioni di due elementi della difesa della Golbet, a lasciarli lì sul posto ancora. Seferi fuori, splendido, Parroni, il destro è deviato tra le braccia di Opara. Che partita di Seferi! Lungolinea, Seferi, 1-2 che si chiude, esce Opara, Seferi lo vede, va non lontano dal secondo palo. Ancora giganteggiare alle spalle di Tubani, poi si inventa qualcosa che non doveva fare Parroni, per sua fortuna recuperato dai compagni. Seferi pressato da Stufa, Seferi lotta sotto la nostra postazione, usa anche le braccia, tunnel a Stufa, serve il rinvio di Sterbini.